il sindaco di Carlino, Loris Bazzo, che è qua all'aeroporto di Ronchi a dare il bentornato a Mara Navaria a nome di tutta una comunità. Certo, Carlino è una comunità in festa da diversi giorni e aspettavamo proprio con ansia e con tormento questo momento proprio per darle il giusto benvenuto dopo diversi giorni di assenza da Carlino. Come avete preparato l'accoglienza in paese per la medagliata Mara Navaria? Beh, sarà sicuramente un'accoglienza degna del risultato che ha ottenuto, ma soprattutto della storia di questa atleta che prima di tutto è una cittadina di Carlino, che se n'è andata da Carlino in giovane età, aveva 16 anni, che però ha sempre tenuto nel cuore il suo paese, e sarà un'accoglienza certamente calorosa ma allo stesso tempo sobria, proprio nel rispetto di tutte quelle misure anti-Covid che insomma conosciamo. Ma quanta gente c'è, mamma mia! Brava Mara! Io ti abbraccio mi ha parlato bene solino, no, mi ha parlato bene il tuo Grazie. La medaglia di bronzo a Tokyo, una regione in festa per te, qua ad accoglierti. Ma questo veramente mi fa tantissimo piacere, non mi aspettavo un'accoglienza del genere dal sindaco, l'assessore Gibelli, oltre a tutta la mia famiglia e alcuni dei miei amici che sono qua, la famiglia di mio marito, gli alpini, veramente ci sono tutti, io sono emozionata. Per l'appunto volevo chiederti quanta emozione nel rivedere tuo marito, tuo figlio, i tuoi cari. Ma ce n'è tanta, vedere anche mia mamma così con gli occhi lucidi, questo mi fa davvero togliere il fiato. Sicuramente vedere Samuele che in questo periodo ho mancato forse un pochettino come mamma, ma mi rifarò come ruolo di mamma per stargli vicino e andare in vacanza insieme. Quanti sacrifici ci sono dietro questa medaglia di bronzo? Dietro questa medaglia ci sono tanti sacrifici perché al di là che Tokyo è arrivata con un anno in ritardo, fisicamente comunque essere atleti professionisti è logorante, ci sono tante sconfitte prima di arrivare a qualificarsi, prima di riuscire a vincere una medaglia mondiale che ci ha dato la qualifica per Tokyo, ogni giorno c'è un sacrificio per arrivare all'obiettivo, però l'importante è esserci arrivati. Ho visto sul tuo profilo Instagram che hai parlato di sogni. Quali sono i tuoi prossimi sogni da raggiungere? Ma ne ho tanti di sogni, questo è il problema. Devo iniziare a capire qual è in ordine di importanza, qual è il primo da raggiungere. Sicuramente, come dicevo prima, terminare il master in marketing e management dello sport, facoltà di economia di Tor Vergata. Questo è il primo sogno che da mamma e atleta voglio raggiungere, anche da grande, da adulto, tornare a studiare. Ho approfittato del Covid per frequentare un anno di corsi, non è stato per niente semplice. Questo è il primo, e poi insieme a mio marito vorremmo avere un altro figlio, quindi questo è un altro sogno. Ultima domanda, abbiamo visto Aldo Montano che ha chiuso la sua carriera a 42 anni raggiungendo una medaglia d'argento. Tu che intenzioni hai con la scherma? Aldo ne ha 43. 42-43 che ne fa a novembre, sicuramente lui è stato veramente una figura importante, infatti grazie ad Aldo e Valentina Vezzali che ci sono un sacco di ragazzi e per cui anch'io mi sono stata incollata da piccola da vedere le Olimpiadi. E non lo so, sicuramente Parigi è fra 3 anni, non è così lontana, quindi non mi sbilancio, però voglio vedere come procedono le cose anche col mio tecnico, che devo vedere adesso se rimarrà a Udine o bisogna vedere un po' di cose, quindi adesso man mano dobbiamo finire di arredare casa perché ci siamo trasferiti a casa nuova da poco, quindi questo è il mio prossimo obiettivo, riuscire a sistemare casa al meglio, e quindi questo è dedicarmi un po' alla mia famiglia. Grazie mille, complimenti ancora. Grazie a voi. Decisamente sì.
Scusate.